andate in tutto il mondo, per le strade in tutto il mondo, chiamati gli amici per la festa, giorno per ciascuno alla mensa. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo è vicino il regno dei cieli, guarite i malati, mondate i lebbrosi, rendete la vita a chi l'ha perduta. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa, c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Vi è stato donato con amore gratuito, ugualmente donate con gioia e per amore. Con voi non prendete né oro né argento, perché l'operaio ha diritto al suo cibo. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa, c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, che ci dai la grazia di celebrare il mistero della risurrezione del tuo Figlio, concedi a noi di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra, ad Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attaglia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede, e si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Parola di Dio. I tuoi occhi, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I miei occhi, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. Alleluia, 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 alleluia. Cristo doveva patire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La prima lettura vede ancora una volta protagonisti Paolo e Barnaba, che l'autore sacro degli Atti inquadra nella loro attività apostolica. Quest'ultima non si ferma davanti a niente e a nessuno. Ci sorprende allora, e non poco, il dinamismo di questi due apostoli. Già lo avevamo potuto cogliere questo aspetto attraverso il fatto che i loro viaggi non conoscono soste, pause. A tutto questo oggi si aggiungono altri due ingredienti, la vigoria e l'entusiasmo, i quali fanno sì che Paolo e Barnaba da una città all'altra non si stanchino mai di predicare il Vangelo, anche in circostanze avverse, contrarie, come possono essere la persecuzione e quindi il correre lo stesso rischio alto e reale di perdere la stessa vita per esso. Semplicemente osservando queste caratteristiche vissute e incarnate dai due apostoli, davvero possiamo dire allora che per loro non vi è altro che il Signore Gesù e il suo Vangelo da testimoniare e da annunciare. Così tutto questo ci scuote oggi, questa sera, e ci interpella come non mai, non tanto sull'importanza dell'annuncio evangelico come regola di vita cristiana, quanto piuttosto sulla totalità, sulla radicalità della nostra appartenenza al Signore e alla conseguente passione nella trasmissione di quella fede che è l'unica in grado di dare senso alla nostra esistenza. Per capire questo ci farà sicuramente bene guardare e confrontarci con quanti impiegano anche oggi forze, energie materiali e spirituali e si impongono anche sacrifici per perseguire e così raggiungere i propri obiettivi,
che molto spesso sono solo obiettivi umani, e pensando a queste persone mi vengono in mente i tanti giovani che oggi sono disposti per conseguire i loro obiettivi, le loro mete di vita, sono disposti anche ad andare a studiare, ad andare a lavorare all'estero, dovendo così rinunciare ai propri affetti qui, dovendo anche magari rinunciare una volta per sempre anche a tante amicizie strette negli anni di vita. Ma questa resta l'unica esigenza se si vogliono raggiungere i propri obiettivi. Pensiamo anche a loro questa sera, e forse così allora non dovremmo, a ben pensarci anche noi cristiani, impiegare le stesse energie per conseguire la meta, la santità e la proclamazione così della salvezza a tutti. Vi è poi anche però un altro aspetto comune presente nelle avventure odierne di Paolo e Barnaba. San Luca ci dice che essi, tornati a Listra, Iconio e Antiochia, si misero a rianimare, per così dire, i fratelli nella fede, che nel frattempo erano incorsi in non poche tribolazioni, in non pochi ostacoli. Ciò che fanno i due apostoli nella prima lettura è un vero e proprio ministero, servizio di consolazione, che si evince anche chiaramente nelle parole evangeliche di Gesù, il quale nel Vangelo, come abbiamo sentito, rivolge il saluto di pace ai suoi: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Credo che questo servizio della consolazione è qualcosa che debba stare particolarmente a cuore anche a ciascuno di noi. Quel ministero della consolazione che possiamo tradurre nell'edificazione vicendevole, per esempio, nel sostegno. Tutto questo è qualcosa a cui ognuno di noi deve sentirsi chiamato, specialmente nei momenti più faticosi della vita e nelle tribolazioni che tante volte anche noi sperimentiamo a causa della fede che professiamo. Questo lo viviamo in famiglia, nelle nostre amicizie, nelle nostre comunità, nei luoghi di lavoro, nei luoghi anche di svago dove si fa pratica sportiva. Questo aspetto del ministero della consolazione, che è edificazione vicendevole e sostegno, in questo periodo diventa qualcosa di una grande attualità, diventa un servizio urgente che tutti noi siamo chiamati a fare. Chiediamo allora al Signore che non manchi mai questo sostegno reciproco, perché esso è un vero e proprio atto di carità evangelico, tipico di chi condivide la stessa fede in Gesù Signore e che tutti affratella. Questa pace che Gesù augura ai suoi nel Vangelo e che serve dunque a rincuorare, consolare, incoraggiare, chiediamoci che tipo di pace è. È forse quella a cui siamo abituati noi? È quella che abbiamo in testa noi, magari come assenza di guerra? È quella che fino a 2 mesi fa, nelle Sante Messe, poco prima della comunione, sì, ci scambiavamo, ma lo dobbiamo riconoscere un po' a malincuore, forse trasformando questo atto liturgico in una vera e propria allegra carnevalata? È questa la pace del Signore? No, non è niente di tutto questo. Innanzitutto la pace del Signore, lo ha detto Lui, non è quella del mondo.
non può essere quindi quella che abbiamo in testa noi. Questa pace è la sua, ed è quella pace, la sua, che non è del mondo, che non è disposta a scendere a nessun tipo di patto con compromessi, con mezze misure, con mediocrità. La pace del Signore non è frutto di accordi o di contratti stabiliti tra stati sovrani o tra persone, ma è altro. È la conseguenza del combattimento spirituale che tutti viviamo, è la conseguenza di questa lotta interiore tra il bene e il male, e che quotidianamente, quando naturalmente vince il bene, questa anche ci rafforza. Questa è la pace del Signore. E il Signore ci dona questa pace del cuore, che è la pace che discende da un cuore che è riconciliato con Dio e che quindi è anche in armonia, per conseguenza, con il prossimo e anche con tutta la creazione. La pace evangelica allora è insieme dono e conquista. Dono perché è suo, viene da Lui, è un dono di Dio, ma certamente è anche conquista perché vede il nostro impegno. E questa conquista è nostra, con la forza, con la generosità di una quotidiana contrapposizione al male, al peccato e alla tentazione. Le tue mani son piene di fiori, dove li portavi, fratello mio? Li portava alla tomba di Cristo, ma l'ho trovata vuota, fratello mio. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, E con il tuo spirito. in atto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Ogni cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della
gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo Dies Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Nadia Gasolin, Grandis Mario, Balasso Elena, Pitana Giorgio, Floriana Maria nell'anniversario della morte e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, aventi a godere della luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi
liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te, sono ricco solamente dell'amore che mi dai, e per quelli che non l'hanno avuto mai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai. Rendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu stai. Con i miei fratelli incontro a te verrò. Se m'accogli, mio
nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera del Cardinale Peter Erdo, Arcivescovo di Esztergom, Budapest e Primate di Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare, sia individualmente sia in comunità, per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Regina